La sezione di controllo della Corte dei Conti della Regione Siciliana ha deliberato di avviare un'indagine sulla gestione delle risorse destinate alle iniziative per la promozione, l'organizzazione e l'attuazione del programma Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, una decisione che fa riferimento, sottolinea il testo, alla circostanza che è in corso di deposito e pubblicazione la delibera della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2025, la quale contempla espressamente il controllo di sana e buona gestione sugli ambiti di amministrazione finanziaria contraddistinti dalla rilevanza degli interessi economici per la crescita e lo sviluppo socioculturale delle comunità territoriali. I giudici contabili, magistrati relatori Giuseppe Di Prima e Salvatore Pilato hanno disposto che a cura del servizio del supporto della sezione di controllo copia della pronuncia, si legge nella delibera, sia trasmessa al Presidente della Regione, all'Assemblea regionale siciliana, all'assessore regionale alla cultura, al sindaco di Agrigento, al Presidente del Consiglio comunale, al Presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Agrigento, copia della delibera inviata per conoscenza anche al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Interno.